Prima del fine settimana in Veneto erano stati registrati 3.000 profughi dall'Ucraina con 1.500 tessere sanitarie provvisorie rilasciate dalla regione. In queste ore però i numeri stanno salendo. Nel veneziano l'ULSS 3 è stata inserita nella rete di accoglienza gestita dalla Protezione Civile, mettendo a disposizione una cinquantina di posti nel padiglione Fassina di Noale e poi tutte le strutture di volontariato e del comune. Noi complessivamente tra Comune e Caritas abbiamo più di 250 accoglienze, 120-130 perché poi i numeri si aggiungono di ora in ora, sono presso l'ostello AO di Mestre, che è stato messo anche a disposizione della regione affinché entri nel circuito poi dell'accoglienza regionale, visto che il commissario è la regione, e abbiamo un tema di accoglienza diffusa tra Caritas e alcune famiglie che complessivamente arrivano un altro centinaio di persone. A questi si aggiungono i 50 posti di Noale che raddoppieranno, ma siamo solo all'inizio. Sono arrivate le persone che hanno più risorse, quelle che hanno magari già una rete familiare affermata. Tra qualche giorno arriveranno le persone disperate, senza riferimenti o ricollocate attraverso i canali umanitari. Quindi avremo a che fare con persone ancora più in difficoltà, ancora più impaurite e ancora più spaesate. Parliamo infatti di un'accoglienza che si dovrà prevedere a lungo termine. C'è la rete delle prefetture, dell'accoglienza regionale che potenzierà l'hub di Mestre e il comune con il progetto del governo per raddoppiare i posti per l'accoglienza non di emergenza ma a lungo termine. Da 44 posti si dovrebbe passare a 80. Per i bambini si pensa anche al trasporto pubblico e all'inserimento nelle scuole e nello sport. Trasporto pubblico locale e altri temi che sono anche lo sport, che può essere un grande veicolo di integrazione. Ci sono dei tavoli aperti con l'ufficio scolastico regionale, con la FISM e con altri soggetti perché quanto prima iniziamo a inserire questi ragazzi. Su questo il Comune qualche inserimento ha già fatto di quelli arrivati pre-guerra, quando c'erano ancora dei segnali preoccupanti, e sono arrivati qui negli scorsi giorni, sono stati già inseriti con un servizio di mediazione linguistica